Vi si sono abbattute tempeste e i venti freddi non soffiato a lungo, ma l'oasi fluviale di Nove, oggi semplicemente bagnata dalla pioggia, può finalmente guardare al sorgere del sole. Domenica 20 maggio verrà inaugurato un nuovo corso che punta alla socialità e alla condivisione per un'oasi che vuol fare da scena viva ad eventi e incontri dei cittadini, adulti ma anche giovani e giovanissimi. Ci è voluto del tempo per fare le cose in ordine e fatte bene, una manifestazione di interesse a cui la cooperativa La Goccia Social Sport ha partecipato e vinto con un progetto di riqualificazione. Con progetti per tutta la comunità. Il parco è sempre stato fruibile grazie all'opera degli amici tutela del Brenta e ora veste un nuovo abito. Noi vogliamo che diventi un luogo della comunità, di trovare uno spazio dove le persone possono incontrarsi, possono avere iniziative culturali, ricreative, anche un semplice stare insieme per le famiglie. Domenica ci saranno gli aperitivi, appuntamenti musicali, lezioni di yoga, pilates e ballo. Si potranno decorare le ciotole cuore di Nove. Con questo tipo di gestione, chiamiamola così, sociale, in cui l'auspicio è che tutte le associazioni del paese poi alla fine compartecipino alla vita dell'area assieme chiaramente alla cooperativa